Allora, noi intanto chiacchieravamo fuori onda, avevo interrotto il Presidente, però ho dato il là a un'osservazione interessante per capire. Voi movimentate un fatturato di che genere come agenti di commercio a livello Italia? Perché allora, noi abbiamo capire. considerato che riusciamo a movimentare come categoria degli agenti rappresentanti il 70% del PIL prodotto oggi in Italia è movimentato dalla categoria degli agenti rappresentanti. Cioè, quindi se questa categoria viene meno, più viene meno, si fa di persone che comunque, dico adesso ho raggiunto una certa età, me ne sto anche sempre più tranquillo, c'è da preoccuparsi? Cioè le aziende si devono preoccupare? No, diciamo che consideri solo che a livello di qualsiasi tipo di filiera, dalla moda a qualsiasi altra, alla ristorazione, all'oreca, a qualsiasi altra attività, alla base c'è sempre, dopo la produzione, la vendita. E la vendita chi la va a fare se non a procurare clienti, a fare le vendite? È la categoria degli agenti rappresentanti. Ecco, quindi voi non è che chiedete al governo ristori? Ma noi abbiamo chiesto inizialmente... Avete chiesto la possibilità di lavorare? Sì, noi ci siamo trovati improvvisamente con questa pandemia che è arrivata fermi perché era tutto chiuso. Quindi improvvisamente dovevamo restare a casa anche noi materialmente, andando in giro non potevamo andare se no... Adesso invece sì. Adesso si può andare in giro, però logicamente andiamo a trovare la nostra clientela che è fatta di negozi, di bar, di ristoranti e logicamente a livello economico ne risentono tutti, è una catena, purtroppo è una catena. E questo noi non avevamo chiesto molti sostegni al governo, addirittura noi avevamo chiesto al governo di poter, proprio come attività sindacale del mio sindacato, della FNARC, di anticipare, per sostenere la gente che in questo momento non guadagnava più, di anticipare il FIR, che è un accantonamento che ha la categoria degli agenti rappresentanti in attesa di andare quando finisce un contratto, ha accantonato una cifra che viene data quando non c'è più il contratto di lavoro con una ditta mandante. Sono soldi nostri, nel senso accantonati dall'agente rappresentante e dalle ditte che hanno contribuito anche loro. Abbiamo chiesto al governo di poterci dare il permesso di anticipare una parte di questo importo a favore e a sostegno della categoria, visto che soldi non entravano perché provvigioni non arrivavano. Abbiamo chiesto al Ministero del Lavoro, esattamente ad agosto, questo permesso. Siamo riusciti con l'Enasarco ad accantonare una cifra pari al 30% di questo FIR a favore degli agenti rappresentanti, quindi soldi nostri che chiedevamo al governo di darci la possibilità di sbloccarli e di darli. Non abbiamo visto risposta dal Ministero del Lavoro. Aiuto, aiuto. Allora voglio leggere due messaggi che sono arrivati poco fa. Uno è la proprietà di una palestra, vediamo se la regia me li può rimettere subito in onda, che così rispondete. Io che ho una palestra sono chiuso da un anno, i miei clienti chissà dove e cosa fanno ora, vale a riprendere, ora sono tutti maratoneti. È una battuta, però ci sta una forte verità. Quando perdi un cliente come operatore, come gestore, non è che puoi andare a telefonare e dire senti ritorna qua, è anche difficile. Vediamo quello successivo invece cosa diceva. Vi sto seguendo e sto sentendo solo chiacchiere e lamentele, una bella marcia su Roma ovviamente pacifica otterrebbe maggiori risultati, ma se non lavoriamo chi paga le tasse e i loro stipendi, i dipendenti statali, le loro tasse sono solo un giro contabile, non un vero versamento di denaro, pensateci. Però effettivamente le manifestazioni che l'ASCOM, Confcommercio, Confesercenti hanno fatto sono servite a farci accelerare la zona gialla, attenzione perché era sparita la zona gialla, diciamo la verità, non c'era tanto comodo farla sparire, cancelliamola. Posso dire una cosa? Attenzione, perché queste cose di gente che poi si lamenta e vai avanti te, che a me mi viene da ridere, abbiamo anche noi un po' le scatole piene, però volevo dire qualcosa di più pesante, perché noi ci mettiamo la faccia e andiamo, ci siamo andati a Roma, siamo andati al tribunale, le cose le facciamo.
Attenzione però che non è che vogliamo fare una rivolta contro a chi, certo. È un problema che secondo il mio punto di vista è difficile da gestire, perché stiamo parlando di gente che comunque è morta, che sia chiaro. Assolutamente. Quindi non è che possiamo dire ma non mi stai facendo lavorare, perché ripeto, non sono tutti i settori che non stanno lavorando, ci sono settori che stanno lavorando bene. Quindi se le persone che si sentono, capisco perfettamente quello della palestra perché conosco le palestre, è una cosa difficile. Portare una persona in palestra non è domani guarda che ho riaperto, vieni da me, non è proprio così. Il mio settore, anch'io sono in un settore che è il bar, non sei mica obbligato dal dottore a frequentare il bar. No, una volta che hai perso il cliente devi ricostruire tutto quanto. Le abitudini cambiano. Le abitudini cambiano, sono già cambiate le abitudini. Vi faccio un esempio molto concreto. Già nel mondo, visto che mi opero anche nel settore delle caffetterie, già nell'evoluzione che c'è stata dalla mocca, classica mocca che tutti conosciamo, alla capsula, il mercato è cambiato e qualcuno non frequenta più magari il bar. Sì, certo, sono dati che abbiamo alla mano questi qua. Certo. Quindi capisco quello che stanno dicendo questi signori, la difficoltà è di sopravvivere in questo momento. Ha ragione, infatti qua c'è un messaggio che dice: agenti di commercio i più penalizzati, solo 2 contributi da 600 euro e poi niente. Poi la beffa è che per molti di fatturato 2020 è rimasto invariato perché la competenza per certo. ben 4 mesi era del 2019, lo diceva infatti il Presidente all'inizio, pertanto non potevamo neanche accedere al bonus 1000 euro per diminuzione di fatturato. Pazzesco. Sì. Questo è quello che lei diceva, Presidente. Esatto. L'ultima cosa che è sempre legata anche a questo periodo, ma proprio in sintesi perché abbiamo un minuto di tempo, versamenti a Nasarco per andare in pensione, chiarisca un attimo come funziona, in 2 parole ce la fa? Ma, i versamenti a Nasarco, nel momento in cui un agente si mette a fare il lavoro di agente, deve sapere che deve fare versamenti per almeno 20 anni. Questo è di base. C'è la pensione di vecchiaia, vero? Diceva lei. Ecco, esattamente. Non tutti riescono a capire che la pensione che dà l'Enasarco è una pensione di vecchiaia legata all'età in cui si deve andare in pensione. Oggi come oggi deve andare in pensione a 67 anni. C'è la possibilità di anticipare un paio d'anni con una penalizzazione di quello che ha versato, però non è, a differenza dell'INPS, una pensione di vecchiaia. La pensione di anzianità che è l'INPS è quella in base ai versamenti che fai, più anni versi e più prendi la pensione. La pensione dell'Enasarco è legata invece alla vecchiaia della gente per l'attività che fa, che la riscuote solo allo scadenza dei 67 anni. Chiarissimo. Battuta di chiusura, siamo fuori. Sì, abbiamo anche il rovescio della medaglia. Pochi agenti che vanno in pensione e qualche nostro collega a 90 anni che continua a dire io voglio pagare. Vabbè, insomma, lei sa, perché si tiene in vita, sì, si tiene esatto, vivo, esatto, quindi assolutamente. Penso che se la persona che diventa agente, e questo è proprio per i giovani che lo dico, una lo volta, è fino alla morte. È per sempre, e soprattutto poi viene a mancare quello che è la parte, il contatto umano. Questo è importante, quindi agente per sempre, Presidente. Agente per sempre, abbiamo colleghi che già hanno 80 anni e sono ancora attivi. Perfetto, con questo monito agenti per sempre chiudiamo questa puntata e mettiamoci il sorriso, perché bisogna cercare di trovare l'aspetto positivo, ma ne parleremo ancora, vi assicuriamo, perché sappiamo che siete veramente tanti e naturalmente buon lavoro, grazie della collaborazione l'Ascom Commercio di Padova, i nostri ospiti che sono stati qui con noi, grazie a voi e naturalmente appuntamento a domani.